Ciao a tutti picciotti e ben ritornati sul mio canale. Riprendiamo la trama di Mafia Terra Madre. E dove l'avevamo lasciato? Praticamente era passato un anno degli ultimi eventi e noi abbiamo salvato il figlio del barone. E adesso con queste premesse partirà il nuovo capitolo. Vendetta d'onore. Questo capitolo sembra molto interessante. Padre Ciccone non c'è. Se veniste a confessare te. Non è Ido che stai cercando. Isabella. Giuri ci sta qualcuno. Che tu che successe? No, hanno due proprio. Perché? Tuo padre domandò a rivedere. E non so perché. E beh. Se ti causai problemi, mi scuso. Sì, ma non ce ne facciamo nulla delle tue Non scuse. scusare. Io voglio stare con te. Ecco. E io cuttia. La puitina. Ti saluto. E qua questo Stai matrimonio attento. non sa da fare, Enzo, Tranquilla. Mi stavi cercando? Hai bisogno di confessarti? Oh, no. Stava dicendo una preghiera. E avessi a parlare con Don Torrisi. Ah, ci siamo salutati da poco con il Don, nel suo ufficio. Grazie, padre. Che bella la chiesuzza, ragazzi? Vediamo se qua c'è qualcosa da leggere, no? Quindi noi dobbiamo andare da Don Torrisi. Ma io non sono pronto. Cosa ci aspetterà? Cose positive o cose negative? Oh, è la prima volta che ti dico. Ma vi sta ricordato sicuri, tu. Per favore, travagliare. Minchia, che te risi? Come ti chiami? Angelica. E ci assomigli pure, no? Io Cesare sono. Ti trattano buono? Se non ti trattano buono, parla con me. Sogno un po' tante, o donne è mezzio. A lavare. Oh, voglio solo parlare un'antica. Che è male? Ti potesse piacere avere un amico come a me. No, se non mi spiccio. Non farà così. A te ci penso io. Enzo, che minchia vuoi? Io che minchia voglio, tu che minchia vuoi? Non è Don Torrisi. Ma va a essere da sopra, dall'ufficio. Perché? Mi chiamo Ido. A te. E da magia, capace che c'avevi scappi di fare lavare. Minchia, i severiani cose un po' tante che ha a fare tu. A me Cesare fa morire. Mi sta sul culo, ma allo stesso tempo mi fa morire, perché è comico. Madonna, gli interni. Le piastrelle di mia nonna. Ma così, a Remina, non sa bruciare. Enzo, che stai facendo? Stai alloitando tutte cose. Mi E scusassi. per Don Torrisi. Sopra, Se avessi a vedere mio marito, mandalo qua. Il marito di Valentina è Luca, ragazzi. Buono. Che auto c'era? O pane. Ah, giusto. Ci sono troppi cristiani a curare a mangiare. Che ci fa già Enzo? Se perdiamo andrei a pulizzare poi, che ne sai? Mi fa morire. Siamo pronti? Luca c'è. Enzo, Trase.
Voglio parlare con te di mia figlia. Cosa? Per fare un socco faciste per mia famiglia, ci vanno i cabasesi. Luca mi disse che non è la prima volta che reagisce buono e non faccio pericolo. Il coraggio nel suo mondo, cosa rara, Enzo. Lealtà, onore, obbedienza. Per questo siamo uomini, non siamo mai male. Che dopo che è successo al Tempio, fu un sgarro a Isabella e magari al nostro onore. Si sa mai sta a Messina, ma la questione ancora non è risolta. Ma io ti chiuderla una volta per tutte. Certo. Scelto, Don Torrisi. Capace che lo sai, ma il barone Fontanella aveva una paita anni, i sulfatari con le zolfo. Purtroppo, in questi tempi, cose cosa suocero a fare, uno che si chiama Ludovici, vanno male assai. Un rapimento che sventasse era un piano di Ludovici. Fu io che pigliò defetose per catturare a Gennaro. Ci serviva obbligare a Fontanella a vendere la sua parte. La verità che io mi volevo ammescare nei sai storia, magari Fontanella, ma domandò. Chi che succede in Tapirrerio o in Ciaride, non è cosa che mi appartiene. Ma una volta che ci messero in tomenzo Isabella, le cose cangiarono. A mandare un messaggio per fare capire a tutti che Torrese, la sua famiglia e i suoi affari, i protegge. Enzo, ci puoi pensare tu? Sì. Senz'altro. Buono. Qui la cosa si è fatta molto più interessante. Quindi noi a chi dobbiamo giustiziare adesso? Da incontrare con l'uomo reteno. Sono rintromputete vicino a Villa Ludovici. Ancora perché sono anticchia vastase. Innanzitutto, pigliamo chi che ne seppe per travaglio. Ok. Ci dica pace che non ti ci lascia di qui romani. Quindi dobbiamo seguire Luca fuori. Ha detto l'italiano fuoco. Amore mio, ma allontanavo un secondo. Erano quasi travaglio. Puto travaglio. Un spezzatino s'appizzò una parietta e s'abbruciò. E chi vuoi? Ho fatto arriere. Ora fammi pittare Enzo e Valerio. Vedi rispicciare te. Perché il problema è il cibo che si è bruciato, no? Accurazzo corici quid. Comunque, sei pronto? Certo. Mi raccomando, sicurezza sempre, la fottenta mai. Oh Valerio! A Enzo ci serve tu per fare una roba. Riusciti ci rivendere una officina, aspetto. Luca, che facile hai buttare mano in manuzza, vieni qua. Sta Cristiana, ci fai un buono che ci voglio bene. È bellissimo come tratta Luca, Valentina. E ora noi dobbiamo andare con Valerio. La Inese la Iorecca. Ma con Valerio che dobbiamo andare a fare? Ci costruiamo qualcosa? Così pare. Se ti mandano a capi un travaglio serio, hai io chiedo che stai cercando. Buono. Taglia l'anticchia, picchia chiedo che vuoi e vieni mia. Az! Devo scegliere un'arma. Io sceglierei il revolver da 4 colpi. Ah, un ferro grosso. Chi sta spunnando so che è. Ok. Posso prendere un'altra arma? Questo ha 7 colpi, questo ne ha 5. Pietre di guerra.
Fucile da Ci guerra. vuole per ammazzare i vermi lontano. Valerio, ho scelto. Allora, ci ghiste? Sì. Buono, secondo me ti sei bene a macchina. Che ne sai? Dei criminali capaci che ti sparano nel capo. Prendi una macchina. Picciotti. Abbiamo la macchina. E qua cosa ci permette di fare? Ah, quindi questo è, invece di andare nell'emporio, qui possiamo direttamente comprarci le armi e utilizzare l'arma. Per adesso mi tengo quello che ho. Allora, andiamo a sceglierci questa benedetta macchina. Chissà che macchina abbiamo. Ah, Enzo! Mi aiuta a portare sta cassa? Isabella, Isabella, tu mi metti sempre in pericolo, lo sai? Allora, ce la dà un po' come missione secondaria, quindi io direi di andarla ad aiutare. Piacetto, signorina. Certo, basta che si in sua compagnia. A chi siete? Per fotografare natura morta. Ma, signor Favara, ci avete vestita per cacciare? A passate a così io innata? Suo padre fu tanto gentile che mi ha detto un pomeriggio libero. A posto, lasciala a duoco. Quindi non sa niente? Siamo sicuro? Tranquilla, E la pistola? non ti preoccupare, Isabella. Che dici? Ne parliamo dopo? Posso fare avogio, signorina? No. Grazie. Quando volete. Capite ragazzi, loro due si stanno nascondendo. Per chi si fosse perso gli altri episodi, c'è stato un bacio tra loro due. Quindi praticamente c'è una sorta di relazione, ma che non deve sapere nessuno, perché sennò va a finisce a schifio, picciotti. Io come zio. Ma domandò a ricontrollare una cosa. E picchiare una macchina. Vero? Buono, chi sa no è sfasciato. Tale hanno rimessa. Di sicuro non volevo quella, Cesare. E quindi qua ci sblocchiamo adesso pure il garage delle auto. Garage. Visita un garage per accedere alla tua collezione di veicoli. Lì puoi anche spendere dinari per acquistare modelli nuovi. Da Pasquale puoi acquistare altri stili con cui personalizzare i tuoi veicoli. Bellissimo, ma è grandissima sta cosa. Madonna. Abbiamo il modello 1 della Bolt. Grazie a Tumulto. È la Madonna. Questa qui l'abbiamo sbloccata grazie all'account che ci siamo fatti su 2K. E guarda caso, da notare le prestazioni della macchina che abbiamo come modello base e della macchina che ci hanno dato con il pacchetto. Io penso di prendere già la macchina fighissima. Madonna. Incontratino al luogo dell'appostamento. Sì, ma io farò danni, ragazzi. Io ve lo dico. Già coppottai che se ne una volta, quindi... Incontratino. Boom, 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 boom. Tale, tale come un drift. Tale, tale. Via. No! Io lo sapevo. No, raga, allora. È veramente difficile pilotare le auto poi su sto gioco. Guarda, guarda, guarda. Di retromarcia, va. Magari mi viene più facile. Mamma mia. Non solo la sto distruggendo perché già sta uscendo fumo, però c'è scivolosa proprio l'auto. Allora, sta macchina vola. Aspetta, si può scendere? Ragazzi. Ma chi sta sparando all'auto? One eternity later.
Qui c'è un problema, ragazzi. Io direi di ricaricare l'ultimo checkpoint. Io penso che questa sia l'auto ideale per non volare. Quanto è stata meglio, domandacci la Pasquale, che ci pensa io. Oh, guarda, un'auto che si fa guidare bene. Certo, io non devo parlare, Cioè, cammina, rimane su strada, non fa minchiate. Buono. Tino, stai arrivando. Ma aspettassi. Cioè, ci stiamo facendo tutto il giro del paesiello qua. Dei paesielli, in realtà. Cioè, ci sarebbe salta la guida, ma non ha senso saltarlo. Non ha veramente senso. Guarda che non ce la monta con la salita. Non ce la fa con queste strade. Ecco, la fisica dell'auto è reale. Vediamo, è qua? Sì, è qua. Sali, sali. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mi fa morire sta macchina. Tino, sognucca. Guarda Tino che bella macchina che hai, rispetto alla nostra, però vabbè. Tino. Che hai la coppola? No, questo è un altro, Ma che vuoi? Mi manna Luca. Come in che è, Luca? Trapani. Chi dura la vigna? Ah, ma monesce moneto. Ciase. Ah, grazie, Allora, che successe? Vieni a vedere tu stesso. Allora, vediamo. Dove non è a casa? Pare Gaspadaro ci mandò una pari picciotti per tagliarci i spadi. Minchia. E Tino non è. Ah, ti non ti interessa. Vieni più tardi. E se un bene, un altro non ne vogliamo. Accettati. Secondo me c'è tempo. Quindi tipo appostamento. Abbiamo delle armi, ci sarà un motivo, no? Più tardi. Questo è Ludovici. Ludovici. Care, arrivò un momento. Eccolo Tino. Pronto, decidete quando. Udonna ci retto travaglio Caruso, quindi stiamo a sentire picciotto. Ludovici sappi che avevamo i rarrieri. Secondo io, i vardi spadaro sicuro la difendono. C'hai a fare vedere che se sbaglia. Porta non fammi vivo, ma raccomando, alle rovine ro castello antico. C'è dire solo? Fai boidiello e tutta stima che avevo donna pettia se ne va a fanculo. Tu capissi? Un fare uscemunito. La sapei di ridensata. Intrufolati nella villa di Ludovici. Minchia, Redanna a pare. Riuscirò ad ucciderli senza farmi colpire? Basta tampasiare, ammonenni. Lo prendiamo e lo portiamo lontano. Ah, ma si può lasciare
Il corpo là dentro. Preciso. Picciotti. E ora sì. E io ti ammuccio. Sì, però non fare tutti sti rumori perché sennò ci scoprono, eh. E allora, piano piano dobbiamo fare. Là ce ne sono 3. Ma manco io ti volessi a casa. E perché? Ma se parlo almeno in maiale nella stanza dell'ospite. Non ti pigliare a male, è che mia moglie scassa la minchia. Ok, quello se ne va. Vediamo se si avvicina qua. Ok, fai il giro. No. Minchia, male la vedo qui. Molto male. C'è quello là sotto. Allora, picciotti. Minchia. Non mi devo fare scoprire. C'è la scaletta lì. Mi sa che ho fatto bene a fare tutto il giro. Perché sto evitando tutti. Perfetto. Ci riusciamo ad intruppolare così. C'è qualcosa da prendere? La trinacria! Ti piacesse, che picciola capigli tu. Com'è con coglione di chi stava tutti questi piccioli? Non è che è meglio di altre. Possiede, ma che doveva per il zolfo? Vai. Ammucciamolo subito. Sì, ma il sangue a terra come facciamo a toglierlo? Là sono 2. Povereste sto pastore Renza. No, tu sì. C'è già sei una volta con spadaro. Una reggia pare. Stato, pace, tutta cosa ruolo. Un cesso che può tirare l'acqua. E a me che ci faccia la guardia, manchi i soldi per zazzare i miei sky. Ve ne andate voi 2? Non mi posso lamentare. Perfetto.
Forse ci sono riuscito. No. Ve lo tengo, andiamo. C'è qualcuno qua dentro? Eh? Madonna, che bello. Qua abbiamo pure un ornamento. Buono. Quindi continuiamo ad esplorare. Qui c'è un altro foglio. Accordo di protezione. Carissimo Massimo, perdonami se il mio tono ti suona presuntuoso. Direi che ormai possiamo darci del tu. Coinvolgere Torrisi in questa faccenda è stata una scemenza. Il nostro uomo parla di ira e indignazione tra le vigne, quindi fa attenzione. Come d'accordi ho mandato una decina di uomini a proteggere la tua priorità, la tua proprietà. Finché la questione non sarà risolta saranno a tua disposizione. Ricordati però che la mia protezione non è un regalo. Quando Fontanella avrà mollato la sua parte delle miniere, dovrai cedermi metà delle quote. Il tuo futuro socio, Ruggero Spadaro. Spadaro. Qua ci sono munizioni, che significa? Toc toc. E più fate fontanella! Volete picciole? Pigliate tutta quasi! Guardie! Guardie! Guardie. Azzitto del gioco. Ma... Bastardo! Bastardo. Gli abbiamo scassato il cranio. E che sta facendo? Ma è pazzo, Ecco, perfetto. Ai. Vai, muori. Rimani coperto. 3, 2, 1. Vai. Che mira di merda. Vai. Esci fuori. Ce la faccio. Perfetto. Aiuto! Aiuto che... Ammazzare! Basta, Idu. Mio, ho fallito. Ah, capuggiolo. Ma quanti colpi gli ho dato? Minchia, un nefeneo. Infatti, un nie. Chi è che spara? Non ti avvicinare! Vieni! Ah. Sto in necca! Muori. Perfetto. Dai, ma che mi... Minchia, faccio schifo. Un minuto. Ok. Un ne vai. Perfetto. Morto sei. Devi da bello lontano! Minchia! Ah, abbassati. Vediamo se ne esce questa grazia! Doppia. Buono. Finalmente un'azione bellissima. Non ti faccio passare. E perché sta aspettando? Sparaci!
Se ti stai fermo è più facile. Venio per te. Buono. No, meglio l'altro revolver. Spingevo ora. Perfetto. A secco sogno. Ah sì, così. Vediamo se funziona. Sì, però troppo tempo ci perdo. Prendi Ludovici vivo. Ma dov'è? Ludovici? Ah! Morto. Vai. Boom. Perfetto. Aiuto! Mi vuole ammazzare! Ora t'ammazzo con nodo. Che volevo fare, ah? Pisa su bastardo. E sto bastardo pisa sì. Amonen, dai. Madonna. Ah, lo dobbiamo mettere in macchina, quindi ora ce lo portiamo appresso, lo portiamo tipo da Don Torrisi. Oppure lo diamo a Tino. Probabile che lo diamo a Tino. Perfetto. Saliamo? Su dei sei minchia. Ah, vero, te stai minchia. Ancora un finemo e travagliare. Oh, tu non ci pensai se venerà a aiutarmi. Mi pareva peccato a lasciare solo una macchina così. Ah, Poi certo. così. Non te lamentare. Un minchione i rarrieri e chi tocca passa peggio. Vedi? Respira. Ah, no, questi sono nostri alleati. Tiralo fuori dalla macchina. Perfetto. Amonenni. Noi stiamo portando. Secondo te? Netino, no? E perché ce ne vai? Esatto. Finisce le chiancere. E niente. Tutto il lavoro sporco sempre in Angela a fare. Ora secondo me faranno un'esecuzione a cielo aperto così. Cioè, ma guardate qua. Non ci credieva che avevi coglione. Viettolo in terra. Sì. So che... A ginocchia ti è stato muto. Ora mi dimostrare in zoccopale, caroso. Tu sai in zocco sa fare. Su viero criri catafiri. Me la dimostrare ora. Ammazza sto infame. No! Non mi ammazzare! No, vabbè. Te prego! Per carità! No, ti scongiuro! No! No? Ormai è troppo tardi. Ludovici, hai sbagliato. È finita Pittia. Pura poesia sto gioco.
Hanno ritrovato il cadavere. No, vabbè, con i soldi in bocca. E gli hanno mozzato tutte le dita. Tipo avvertimento. Minchia, che punizione grave. Bello. Cioè, si fa per dire bello. Villa Torrisi una settimana dopo. Caro Enzo, ci pensai assai alle tue parole. Il mio cuore vuole la stessa cosa. Ma a testa mi dice restare attenti a me pace. Però continuo a sognare che tra noi possa nascere qualcosa. Isabella, Isabella. Quali sono i tuoi sogni? Allora, po' Venere, ti cercano. Che successe? Forza. Amone. Ron, Non è che... Amone. mi facesse su sarai sora e manco mi dici chi sta succedendo. Zitto te un minuto e ascoltami. O capisci? Ok. Qua la cosa si fa sempre più seria, eh? Luca, che succede? Non ti preoccupare. Siamo tutti amici. Tu trasi, scuota e rispondi onestamente, Enzo. A che cosa? Tu ci vuoi trasere rientrare? Sta cosa nostra. Sai, E trasa allora. Ok. Quindi è un modo per farci entrare nella loro organizzazione criminale. Ci aspetta. Trase. Fino ad oggi noi sapevamo alcune cose, ma a quanto pare eravamo ancora visti come un estraneo. Invece adesso ci stanno dicendo: vuoi fare parte di Cosa Nostra? E infatti ci sono tanti esponenti del gruppo. Bene qua. Lui ha quasi timore. Ah, il patto di sangue, ragazzi. Non c'ha tutto l'uomo che avere qua. C'è un patto di sangue. Siamo una famiglia. Nessa famiglia si rispetta il codice d'onore. Sì. A così viviamo noi. Una fratellanza. Se capi che gioca facesti, è per la stima di cui ti conosci e che aveva la nostra stima. Che da nostra è una vita di segreti, eh? Se hai un amico, conosci una femmina, id non l'hanno a sapere dessa cosa nostra. È un giuramento. Che non conosce più il dono. Se lo tradisce a uno, ne tradisce a tutte quante. Giuri di dedicare il corpo, anima e sangue a questa famiglia. Sì. Che minchiata, Enzo. Bene. Rinnanzi ai testimoni che ci sono stasera. Senta a mia. Di solito si faceva nelle mani, il taglio nella mano. Diventare un uomo d'onore.
Age Pedroppi mia. Giuro fedeltà a sta famiglia. Giuro fedeltà a sta famiglia. Come carne, a bruciasse come sto santino. Se tradisco un giuramento. Come carne a bruciasse come il suo santino. Se tradisco un giuramento. Benvenuto, Enzo. Enzo, benvenuto. Benvenuto, Enzo. Damogli una vasata. Benvenuto. Ah, salute. Salute. C'aveva sempre sto gran sorriso stampato in la faccia, tipo babbo. Sicuro canzoneria quando ti nonisce a lopare. Pare che aveva visto un diavolo incainato. Se fai te la famiglia, eh? Lo sai, quando ti trovavamo a rientrare da stalla, eri pelle e ossa. Eppure ci vette un fuoco rientrare di te. Ora in avanti, a fare ancora più spetto. Ok. La cosa nostra è la tua È la vita. tua vita, certo. Bravo fusti, Enzo. Orgoglioso mi rendi. Grazie, Luca. Ah, non te lo mangare. Quando è che mi fecero a mia, ne vippimo 3 casse. Ok. Ah, Isabella. In cosa mi sono andato a buttare? Un po' capire. Quest'amore non sa da fare. Cioè, si è andato ad impilare in una situazione troppo grande. Perché se tradisce la famiglia è tutto. Ai 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 ai. 4 casse dopo. Ok, quindi tutti ubriachi su ora. Ecco. Io sogno fanuto. Amone vecchio. Amone in paese. Ne parliamo quando c'è moglie picciretti, magari lo capisce. Prima va a trovare una santa casopiglia. Se ci finisce buono ne trovo una solida, poi e scemoneta. Ah, lascialo ire. Valentina ci tiene i coglioni in una bozza per il oleato. Che fa? Chi tu vivi? Che? Ah, no. Piglialo. Oh, ancora! Enzo, ma come re? Oh, ne stiamo a divertire. Poi, facciamo un brindisi. Segui Cesare. La musica a pezzo. Se copri la tua voce mi piace. Amone, va pigliamello, leone. Cosa ero nere? In caci hai tu? Manco te lo puoi immaginare. Leo sapi che voglio dire. Ma perciò? Cosa c'ho buono? Chissà mo che cazzo faranno. Sì, un meglio. Allora, San Celeste. E chiamo una macchina. Perché tu sai cosa puoi tirare una macchina? Ma curisse capo il tuo io. No, devo guidare io da ubriaco. Ma sono pazzi. Vabbè, ora a danno faccio. Amone, forza! Un altro bicchiere. Madonna. E voglio una femmina. Sta cosa l'amo capota. Non è nella macchina. Integgiato coi dice. A San Celeste. E a montare sta acceleratore. E quindi, sei dei nostri, vedrai. Come da sei? Buono. Una meraviglia. Vuoi sapere magari? Adesso può fare un so comincia a te piace. Aspetta, ti dai ste minchia. A te! Te ne apposto il tema e poi stare spiato. Che prima o poi casarò io a comandare. Aspetta, maggio. Se succede ti giuro che me ne vai un palieno. Tutto a paliemo scappamo. No, vabbè, picciò, troppo bella sta cosa.
Perché? Che c'è fuori? Mi sta pisciando in capo. Come si sta pisciando addosso? Gesù Santissimo. Ma tu zio un turista pisciare prima di esce. Ma va fanto cuore, aspetta. No, ma piscia dal ponte. Che minchia fai? Ma che cazzo è? Che fu? Ah. No, vabbè, ma questa è poesia. Un po' pisciare da una frasca, come a tutta la voce. Io ho un sogno come tutta la voce. E manco tu, quindi non ci scasserà la minchia. Minchia se cade rido. Picciò, tutta vallata, tutto chi do caverite. Io vedo solo una testa di minchia che si pisce di sopra. A chi non ha la macchina? Avessi a pensare in grande, così ne fotterete. La cosa nostra è importante. Lo capisci? Come dicevo sia, Don Cesare. Amore, che mi pare che te ci volesse un altro bicchiere. A chiana, prima che ci si mette il dopo là. Muove, amore, stai alle panne. Dalle panno? Quante volte mi farà fermare per pisciare o vomitare? Non lo so, ora vediamo. Oh, io che sogno che ne puoi? Oh, come puoi fare la maggior donna? Vino! Rammuovi, rammuovi, rammuovi! Vino! Belli pezzi sicchio! Oh sì! Rammuovi, amore ne più vino e pure un belli minnazze! Mi piacciono le mennazze! Aspetta, ma te ne carichi mi sanguinano! Rammuovi! È una bella principessa! Principessa! Vino, un po' di rosso, un po' di bianco e più vino e fatemi trasere il nuletto la contessa! Pure io che la contessa! Bella sta scenetta però, eh? Oh, un bel Alessia minchia! Celeste, San Celeste, San Celeste, San Celeste! Ammutta il suo pedale, Enzo! E ciò momento ci siamo! A Madonna. sinistra, a questo. Oh, piccio, la musica non ne sei più ora. Ah, Casim! Oh, addio, muto! Ti piacerà assai, fidati! Una te ne fuisti, bello! Rosaria, principessa! Chi si sa fare? Un uomo come me ha delle responsabilità. Amore, mi sai bene a te chiarare. Perché rientrare non ce n'è? Tu lo sai come si fa, vero? No, non è perché... C'è sta picciotta. Ah. Ma allora niente capissi. Tu non c'è stato mai. Ai ai. Enzo non se le vuole fare con le bottane. Enzo ama solo una piccilidda. Ma che minchia fa? Oh, nere, ha ammucciato fuori dalla finestra a talare come un porco. Un bevecchio in un peitoso, Enzo. Ora ci assiste una famiglia torrese. Arrepigliati. More, sosate. Ti farà bene una cosa. Che cosa mi devi fare vedere? Sicuro che la puoi portare? Ora con l'occhio abbennato saccio guidare miglieti. A mia? Ma basta che c'è una timina e mi arrepiglio. Ma se beviste come una spugna, Cesare? Dai, sta. Amone. Hai una voce sorpresa. Dai. Lascia guidare Cesare. Vabbè, vediamo se guida meglio di me. Probabilmente sì. Oh, dalle assate! Tranquillo, niente succede. Minchia, no, cassuta.
Ma usai una macchina? Guido io, no tu. Stai a buttare il carro. Bottare sale, Cesare! Ma che ne vuoi fare ammazzare? Qua siamo. Finalmente. Amone, fai spalla ne disse che ne aveva a dare i chiavi. Ok. Ma dove siamo adesso? Bella la villa. La nottata l'avete passata buona, eh? Così capriccio. Ah, grazie assai per l'invito. Oh, sai com'è. Così famiglia. Certo. Come se non facessi pure troppo per voi altri. Buono. Lasciai i chiavi rincia. Sopra la tavola. Avessi a ringraziare che travagliamo con Eddo. Non ne minchia siamo. Un uomo d'onore non è che può dormire in mezzo ai poici, no? Cesare, sei mai stessa casa per me? Aspetta un minuto. Prima la bere rincia. Quindi è la nostra casa adesso? Che dici, eh? E avevamo poi dello caraggiere. Non ci potevi dare una polezzata. È un'anticchia fettosa che camorria. Amoni, Enzo. Dale a ca. Controlla il tuo appartamento, sì! Minchia, abbiamo una villa tutta per noi! No, troppo bello! E beh, ora non ha più senso che abitiamo in quel buco. Lettera minatoria, Carmelo, tua madre Evelina è un'anca malandata. Come figlio dovresti starle vicina. Sarebbe una tragedia se cadesse di nuovo mentre tu sei lontano. Torna a Napoli da tua madre finché puoi. Non pensare all'appartamento, ce ne occupiamo noi. Un amico preoccupato. Pezzi di merda! Hanno sfrattato a Carmelo per fottersi la casa. Sì, sì, un amico preoccupato. Sì, sì, come no? Una lettera c'è. Questo Caimelo. Ciao, puzzurare. A me pare difficile. Ci buttino la casa a Carmelo. Minchia, ma c'è ancora di mangiare qua. Ma che fa se ne ero? Non penso la colazione. No. Fare scappare. Problemi di famiglia. Non so cazzo no. Lì ci sono delle macchie di sangue. Mi sa che Carmelo è morto. Mi sa che Carmelo è stato ammazzato, ragazzi. Con il cazzo che se n'è andato a Napoli dalla madre. Amone, che minchia successe? Chi sto sangue? Vabbè, ragù, un tirare pensiero. Ragù, Come ragù? Pezzo di merda! Avete ammazzato a Carmelo! No! Povero Caruso! Ci sono i vestiti di qualcun altro. Ti porto? Figati. Per me ti puoi ittare. Ancora niente. Ora ti faccio aprire la stanza di letto. Ma come? Talè, ho letto vero. Un tacco di carecchiuchi, ma gliela la minchia. No, ora ci può dormire Cesare. Oh! Buono. A casa l'abbiamo vista, Enzo. Io me ne vai. Tu a riposa. Allora, che dici? E che ne penso? Che hai ucciso una persona innocente per darmi una cazzo di casa? Amone mi sta facendo fare i filina. Non so che dire. È speciale. Ma che... Prego, figurati. La prima volta che ti vedi, mi pareva buono solo piccoli grammi, Aida. Grazie. No, aspetta. Aiutasti assai. A me zio, a mia. Meno male che ci sei tu. E quando comando io, vedi che ha un moscoldo. Sì, sì. Enzo, un giorno arresteremo noi a Cerue, come trisse. Sì, abbraccio speciale, certo. Secondo me devi sagire a sgrasciare. Poi noto. Va coi cade, va. Ne vedremo più tardi. Sistemati. E quindi mi devo andare a coricare veramente? E intanto lui esce la lettera dell'America. Pensa a Gaetano.
Che guai.